Ciao tifosi del Napoli! Siamo qui con un'altra esclusiva per voi. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e portare grandi risultati. Prima di iniziare, vi invitiamo a mettere un like a questo video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuna novità. Ora, andiamo alle ultime notizie. Mercato di trasferimenti dell'SSC Napoli, Gianluca Gaetano è pronto a dire addio al Napoli. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il Parma, appena promosso in Serie A, si sta contendendo il centrocampista centrale del Napoli con il Cagliari. Come si risolverà questa situazione? Il procuratore di Gianluca Gaetano, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tuttocagliari.net, facendo il punto sulla situazione del giovane calciatore negli ultimi giorni. Il Cagliari è interessato a Gianluca, ma al momento l'unica certezza è che partirà per il ritiro con il Napoli. Tuttavia, tornerebbe con piacere in Sardegna. La competizione tra Parma e Cagliari per assicurarsi le prestazioni di Gaetano si preannuncia intensa. Entrambi i club sono desiderosi di rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore giovane e talentuoso, come lui. Gaetano ha mostrato ottime qualità durante la sua permanenza al Napoli e ora è alla ricerca di una nuova sfida che possa garantirgli maggiore continuità e crescita professionale. Il Parma, dopo aver conquistato la promozione in Serie A, sta cercando di costruire una squadra competitiva per affrontare la prossima stagione nel massimo campionato italiano. D'altro canto, il Cagliari, con una solida tradizione in Serie A, è pronto a offrire a Gaetano l'opportunità di giocare un ruolo chiave nel suo progetto. E voi, tifosi del Napoli, cosa ne pensate? Preferireste vedere Gaetano al Parma o al Cagliari? Pensate che questa sia la scelta giusta per il futuro del giovane centrocampista? Lasciateci i vostri commenti qui sotto e discutiamo insieme del futuro di Gaetano. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro amato Napoli. Alla prossima, e come sempre, Forza Napoli!